Sesta corsa, premio Balaton, prova per discreti cavalli di 3 anni, vincitori da 8 a 20.000 euro in carriera. 10 al via. L'1 Gilda Cup, Giuseppe De Filippis, 2 Go Prince Source, Antonio Di Nardo, 3 Gandalf Vufior, Carmine Piscuoglio, 4 Gabriella Jet, Alessandro Cocciadoro, 5 Givenchy, Nando Pisacane, 6 Golden Key, Vincenzo Luongo. In seconda fila 7 Jordi Jack, Andrea Farolfi, 8 Galileo M, Riccardo Pezzatini, 9 Gaia's Life, Maria Laura Lonano, 10 Gilgamesh, Enrico Bellei. Macchina che prende velocità. Sono partiti di galoppo Go Prince Source, va il comando Givenchy, sbaglia Gabriella Jet. Numero 4 e Gabriella così Jet Givenchy al squalificato, comando nei numero 2 Go di Prince Gilda Source Cup, di fuori squalificato. Golden Key, poi Jordi Jack, quindi Galileo M, Givenchy che passa i primi 200 metri al comando in 14,9. Lo scatto al comando da parte del figlio di Marajà che gli ha consentito di prendere l'iniziativa e ora amministrare il vantaggio ottenuto. Di fuori c'è Golden Key, in seconda posizione in corda sempre Gilda Cup che precede Jordi Jack, Galileo AM, quindi ancora Gandalf Vufior alla retroguardia, rimangono Gaia's Life e Gilgamesh. I 600 iniziali sono passati in 45,6 dal leader, Givenchy sempre in vantaggio, di fuori Golden Key, in corda Gilda Cup, va a fare la seconda pariglia Jordi Jack dopo 800 metri in 1 minuto e 3 decimi, buon ritmo imposto al comando da Givenchy che continua in controllo davanti a tutti, all'esterno sempre Golden Key, chilometro in 1:15,3 con Golden Key che si può accodare in scia al leader per ricaricare un po' le pile. Rimane per il momento di fuori Vincenzo Luongo che poi alla fine si parcheggia lì per provare a fare la curva sotto. Givenchy intanto allunga, 14,4 di là, 1:29,7 3/4 di miglio. Givenchy che accelera ancora, guadagna 2 di margine Numero agli 3 avversari, Gandalf sempre doppia secondo Vufior Golden Key, gli squalificato. altri molto più indietro all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Givenchy in netta evidenza, Givenchy che stacca e viene a largheggiare al secondo Golden Key, mentre la lotta per il terzo posto vede Galileo M finire in spinta e prendere il terzo gradino del podio. 1:14,4 per il cost to cost di Givenchy, Nando Pisacane in salchi per il training di Ciro Di Nardo, i colori del signor Andrea Sessa, vittoria del figlio di Marajà, e prende il comando sin da subito, non si lascia mai impensierire da nessun rivale. Secondo Golden Key, terzo Galileo AM.